I sostenitori del referendum per l'indipendenza del Veneto chiedono alla Giunta regionale il rispetto delle scadenze previste dalla legge approvata un mese fa in Consiglio. A sostegno della consultazione anche alcuni sindaci e amministratori locali. Curzio Pettenà. All'incontro dei sostenitori del referendum sull'indipendenza del Veneto a Palazzo Ferrofini c'erano anche alcuni sindaci ed amministratori locali, favorevoli al voto dei veneti, anche quei sindaci che credono non all'indipendenza ma all'autonomia. Io ho una formazione culturale e sono per l'autonomia, questo non significa che io sia qui a riconoscere da un punto di vista democratico la possibilità per i cittadini di esprimersi. Ma il percorso del referendum, al di là del probabile ricorso del governo alla Corte Costituzionale, sta incontrando ritardi tecnici sulle modalità di attuazione. La Giunta regionale non ha ancora aperto il conto corrente per la raccolta dei fondi privati. Sappiamo delle difficoltà, stiamo qui a sostenerla ma anche a vigilare. Se questo non dovesse accadere dovremmo mobilitarci perché riteniamo che la democrazia e il diritto non possono essere ritardati per ragioni puramente tecniche. Le difficoltà tecniche non diventino politiche, dicono i sostenitori del referendum, ma altri gruppi indipendentisti veneti si stanno invece organizzando per una lista da presentare alle elezioni regionali della primavera del prossimo anno. Sarebbe opportuno che questi movimenti pensassero un po' di sostenere la legge anziché pensare a qualche, tra virgolette, carega nel Consiglio regionale. Hanno capito una cosa, quelli del sistema centrale, che noi siamo dei limoni, ci hanno spremuto, hanno tolto tutto il succo e hanno capito oggi che anche la buccia serve, quindi ci stanno grattugiando per portarci via tutto. Ecco perché io dico di no, è finito il tempo della contrattazione.